Hanno percorso 720 km in bicicletta, affrontato 4.300 metri di dislivello e toccato nel loro itinerario tutte le province della nostra regione. È l'impresa di 5 veneziani capitanati da Flavio Marinello, presidente dell'Unione Ciclisti Lido, con lui Gianluca Bastianello, Piero Emaldi, Livio e Damiano Cassese. Ci supportiamo a vicenda, facciamo squadra sempre in queste imprese ormai da tanti anni. Cosa dici Piero di questo percorso? Stiamo passando, è stata ancora lunga e il prezzo che è tardi. Un'impresa ai limiti dell'impossibile, omaggio al Veneto post-pandemia, che i 5 veneziani hanno concluso dopo 63 ore consecutive, delle quali 39 in bicicletta. A Feltre abbiamo già 95 km sulle gambe e ci aspetta altri 40 per arrivare a Belluno. Si pensa di pedalare tutta la notte e proseguire per Vittorio Veneto, Conegliano, Derzo e Caorle in tarda mattinata, dove si spera di poter fare anche un bagnetto e ripartire belli freschi in direzione di Venezia. 390 gli iscritti partecipanti alla quarta edizione della Veneto Gravel, partenza e arrivo sempre a Piazzola sul Brenta. Partenza quest'anno scaglionata proprio causa Covid. Ed eccoci giunti anche dai mitici fratelli Scavezzò. Purtroppo è già mezzanotte e 05 e questo orario non ci permetterà di proseguire con il nostro cammino. Per cui abbiamo optato di fermarci in zona e aprire il sacco a pelo e dormire qui. Domani mattina all'alba, sveglia presto, partenza per Padova, poi Rovigo e poi Regano.